30 immigrati afghani sono stati trovati la notte scorsa dai carabinieri sulla costa di Ciro Marina nel Crotonese dopo essere sbarcati da un natante che è riuscito ad allontanarsi prima di essere intercettato. Con quello di oggi salgono a 7 gli sbarchi sulle coste calabresi che hanno portato complessivamente 200 persone. Gli immigrati sono stati portati nel centro di accoglienza Sant'Anna, ormai allo stremo delle forze dopo il trasferimento di circa 700 immigrati tunisini giunti nei giorni scorsi a Lampedusa. La capienza massima fissata in 1200 posti è stata infatti ampiamente superata e adesso gli immigrati sono 1470. Un sit-in di protesta è stato promosso davanti l'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone dalla segreteria provinciale della CGIL. I motivi della protesta sono nei tagli attuati dal piano sanitario regionale che per i sindacati penalizzerebbe oltre misura la sanità crotonese di servizi offerti ai cittadini pazienti. I sindacati invece propongono un programma in 6 punti per il rilancio. L'iniziativa è l'ultima manifestazione pubblica a cui ha partecipato il segretario provinciale Antonio Spataro prima del suo trasferimento. Il governo impugnerà la legge regionale sulle incompatibilità al centro di varie polemiche approvata recentemente dall'Assemblea di Palazzo Campanella. Lo ha detto ieri il presidente della regione Giuseppe Scopelliti al forum con il mondo dell'informazione sulla sua idea di modifica della legge regionale elettorale. Scopelliti ha detto che la notizia gli è stata anticipata dal ministro delle regioni Raffaele Fitto, oggi in Calabria per illustrare il piano per il Sud. Stamattina il presidente della provincia di Crotone azzererà la sua giunta revocando le deleghe agli assessori e in una settimana farà la nuova squadra di governo. Questo brusco stop è stato imposto dall'operazione Idra che ha portato, con l'accusa di voto di scambio con le consorterie locali di 'Ndrangheta, all'avviso di garanzia e poi alle dimissioni dell'ex assessore Gianluca Marino. Entro sabato ci dovrebbero essere già i nuovi assessori, per lo più tecnici d'area. Zurlo ha poi difeso l'operato e la trasparenza della sua amministrazione. Il governatore Giuseppe Scopelliti ha presentato i nuovi obiettivi della regione in termini di promozione turistica, ufficializzando il logo che promuoverà questa terra e la roadmap del turismo calabrese. Progetti a medio e lungo termine che potranno anche avere ricadute immediate che dovranno rientrare però in un'azione incisiva e mirata, come ha detto il presidente. 3 scudi a identificare la Calabria: l'azzurro per l'aspetto balneare, il verde per la natura e il rosso per la cultura. Monta la protesta dei genitori degli alunni del 10° circolo didattico di Catanzaro Lido che non hanno accettato le soluzioni loro prospettate per garantire ai loro figli il prosieguo dell'anno scolastico, che prevedeva i doppi turni e di mandare i propri figli al plesso del quartiere Corvo, giudicato poco sicuro. Ieri i genitori hanno ribadito le loro posizioni nella riunione del Consiglio di Circolo con la partecipazione dell'assessore Gatto. Il regino Francesco Barbaro ha mostrato doti da preveggente con una canzone che è stata scritta nel 2008, ben 2 anni prima, cioè che scoppiasse il caso Rubygate, ed ancora prima che uscissero le notizie su Noemi da Napoli. Se l'avessi cantata allora non sarei stato creduto, dice lo stesso autore. Ad ascoltarlo il brano racconta esattamente la situazione attuale, un bunga bunga ante litteram, protagonista un papà, figlie che si concedono nella speranza di diventare una celebrità e soprattutto tante promesse. Promossa per il 9° anno consecutivo la stagione teatrale a Cotronei. Il programma presentato ieri nella sala giunta della provincia di Crotone da Stanislao Zurlo, Shapur Yazdani, Claudio Borrelli, Mario Scavelli e Giuseppe Pipicelli. Si partirà il 24 febbraio con Peppino Mazzotta con Radio Argo. Il 1° marzo non c'è Duo senza stress, mentre l'11 sarà la volta dei 2 Pulcinella di Max Mazzotta. Miseria e nobiltà il 19 marzo con Gigi De Luca. A chiudere il 9 aprile Simone Schettino con Scusatemi se insisto.